Ancora insieme stiamo parlando di commercio, in particolare con il direttore di Confcommercio Taranto Tullio Mancino ci siamo addentrati sul tema della variante urbanistica del comparto 82 e proprio di questo voglio continuare a parlare con il collega della Gazzetta del Mezzogiorno, Fabio Venere. Buongiorno Fabio. Buongiorno Marina e buongiorno a chi ci ascolta. So che hai ascoltato questa intervista che abbiamo fatto, insomma, e tutto questo spazio che abbiamo dedicato, e quindi ti chiedo, si tratta insomma di voci, loro si esprimono su delle voci, ma da un punto di vista poi concreto, insomma, ci sono incartamenti, ci sono c'è qualcosa di concreto, ecco, per dirla in soldoni, rispetto a questa questione, oppure stiamo parlando di paure? Allora, piccolissima premessa, di questa questione se ne parla appena da 23 anni. Sto parlando 2001. Non ero ancora a Buongiorno ero nata, ma non esercitavo. No, io esercitavo e quindi c'era nel 2001 un progetto presentato dalla società barese Sircon, amministrazione comunale di Bello, anche la polemica, e poi trasversalmente fu bocciata con un atto trasversale che mise insieme maggioranza e opposizione, che con coraggio, sottolineo con coraggio perché sulle loro teste pendeva una richiesta di risarcimento danni milionaria, argomentando una delibera che fu approvata alle 4 del mattino, respinsero. Quindi insomma partiamo dal 2001 e poi ciclicamente, storicamente, ha attraversato tutte le amministrazioni che sono succedute. Ci sono stati vari tentativi per insediare in quella zona attività commerciali, civili, abitazioni, uffici, eccetera, eccetera, sino ad arrivare ai giorni nostri, ovvero con la prima amministrazione Melucci e con la seconda. Però appunto, come giustamente tu sottolineavi nella tua domanda, siamo ai fatti, o meglio agli atti amministrativi, e l'ultimo atto amministrativo su questa vicenda del comparto 32 del piano regolatore generale attualmente in vigore risale allo scorso autunno, quando anche qui, con diverse polemiche interne anche alla maggioranza di centrosinistra, soprattutto con i 5 Stelle, con il consigliere Liviano che all'epoca ne faceva parte, il Consiglio Comunale approvò una delibera appunto che sostanzialmente, la dico in sintesi, congelò la situazione. A cosa? La rinviò al nuovo piano urbanistico generale, il PUG, che poi negli anni come denominazione ha preso il posto del PRG, del vecchio piano regolatore, a cui sta lavorando da circa un annetto l'urbanista, peraltro molto noto e molto stimato in Italia, professor Francesco Carrer. Punto. Almeno a me non risultano, io frequento le commissioni consigliari, non mi risulta in commissione assetto del territorio, che è la promanazione della direzione urbanistica, alcuna nuova proposta di delibera, e se non c'è in commissione analogamente non ci sarà in consiglio comunale. Il professor Carrere con il suo team sta lavorando al nuovo PUG, ripeto, che quindi evidentemente dovrà finalmente dare una risposta sulla destinazione di quell'area, ma insomma ci affidiamo a lui che di certo più di noi ne sa di urbanistica, e quindi vediamo. Quindi sì, sono voci che capisco, insomma, che il periodo politico-amministrativo che sta vivendo la città di Taranto, che non si è ancora concluso, anzi che potrebbe a breve anche provocare qualche altra novità, alimenti questa situazione, queste voci, perché c'è una situazione di grave incertezza. Però se devono stare ai fatti, o quindi meglio agli atti, non c'è nessuna novità, è tutto congelato e si aspetta il nuovo piano urbanistico generale.